L'allerta meteo annunciata era di colore giallo, ma le piogge, temporali, nubifragi sono stati tantissimi, con un'immensa quantità di acqua caduta su Udine e larga parte della provincia, causando danni non indifferenti. Qualche allagamento, alberi, rami, elementi costruttivi caduti o pericolanti, capannoni con tetti danneggiati sono solo alcune delle circostanze che hanno messo in pericolo i cittadini friulani. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è accaduto, considerando che sono proseguiti per tutta la notte gli interventi di soccorso tecnico urgente che i vigili del fuoco hanno eseguito a seguito del maltempo che ha colpito il territorio regionale a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì 10 giugno. E il più colpito è stato appunto il territorio del comando di Udine, dove tra le 19 del 10 giugno fino alle ore 7 di mattina di giovedì 11 giugno sono stati portati a termine 110 interventi di soccorso e sempre alle ore 7 del mattino erano ancora una decina le richieste da evadere. I vigili del fuoco del comando di Udine sono stati impegnati quindi per tutta la notte. A Udine sono caduti parecchi alberi con numerose vie coinvolte: via Planis, via Sauris, via Passons, viale Ledre, viale Palmanova. In viale Venezia e via Gorizia sono caduti dei rami con 2 vetture rimaste coinvolte sotto, con tanto di rottura del parabrezza. Ma notevoli danni e notevoli piogge si sono registrate anche in provincia. Violenti nubifragi si sono abbattuti su Butrio, anche a San Gottardo, Paparotti e Manzano, a Bagnarola di Sesto e Reghena, a Paradamano, Pasian di Prato e Codroipo. Alberi caduti anche a Sclaunico e ad Orsaria sul ponte di Leproso, con la strada che collega Butrio a Orsaria rimasta bloccata. Adesso il meteo dovrebbe regalare dei giorni più sereni con una tregua da questo maltempo.